di niente, ormai è dentro di noi, capisci quella canzone? A così, a così. E io che ero per la secessione, che dico adesso a così, infatti me lo rimproverate, dice Sammy Varin, sei stato comprato dai meridionali, assolutamente. Non avverrà mai, state tranquilli, ma c'è poco da fare. La canzone di Salda Vinci è entrata dentro di noi perché parla di valori, di cristianità, per sempre sì, e soprattutto l'abbiamo strumentalizzata. Ieri è successo al Teatro Franco Parenti di Milano, l'hanno trasmessa, dopo ogni intervento c'era sarà per sempre sì, capito? Chiaro che voi che avete la fortuna di ascoltare di prima mattina la mia rassegna stampa avrete notato che subito dopo Salda Vinci c'era l'altra canzone sul sia referendum, quella che vi stiamo inviando sul vostro telefonino al 340 6709 659. Se scrivete a questo numero nel corso della mattinata io ve la faccio avere. Buongiorno. Buongiorno è quasi un'eresia, però ragazzi vi assicuro che in questa rassegna stampa sarà un altro buongiorno, perché cerchiamo sempre di fare buon viso a cattivo gioco, capito? Quindi cerchiamo di trovare sempre quella positività che ci faccia scattare giù dal letto, giù dalle brande. Cominciamo la nostra giornata. Voi che siete in viaggio l'avete già cominciata e siete i più bravi di tutti. Grazie per aver scelto Radio Libertà e per portarci in giro per l'Italia. Un saluto ai tanti camionari, ma anche chi viaggia in auto per lavoro, che ha scoperto che schiacciando DAB sul cruscotto della radio si scoprono tante radio nuove che in FM non ci sono, e quindi vi aprite la mente e vi tenete anche compagnia in modo diverso con una radio che parla e ascolta, perché noi ascoltiamo moltissimo. I vostri messaggi arrivano già da adesso al 340 6709 659, potete commentare le notizie del giorno. Oggi da dove partiamo? Oggi partiamo dal Sole 24 Ore perché dal punto di vista economico condensa quella che è la nostra problematica quotidiana ormai da qualche settimana. Il petrolio che va su e giù, ma soprattutto adesso è tornato a salire. Fiammata del petrolio sopra $100, titola il Sole 24 Ore. Caro carburanti, frenata sui tagli alle accise. C'è del malcontento perché Mister Prezzi non sta facendo un casso, vorremmo dargli, oltre che più poteri, magari anche qualche sgiafun, si dice, vedi che parlo anche milanese, sgiafun, sai cos'è lo sgiafun? Ecco, vedi, il problema è che poi c'è quelli che non capiscono, dici te do uno sgiafun, lo sgiafun è uno schiaffone, capito? Appunto, sto Mister Prezzi che fine ha fatto? È peggio del tizio lì iraniano, morto che parla, titolo bellissimo, oggi dopo ve lo leggo sul Tempo. Non si fa sentire Mister Prezzi, ho paura di parlare o lo hanno tagliato completamente. Tu sta zitto, fatto sta che il governo ancora non ha preso decisioni o forse ne sta meditando una. E allora vi leggo la prima pagina del Sole 24 Ore. Nuova impennata del petrolio con il Brent che torna a sfondare i $100 al barile. La guida suprema iraniana Mustafa Khamenei ha detto che lo stretto di Hormuz resterà chiuso e il mercato ha reagito di conseguenza. Effetto rialzista sui prezzi anche dalla notizia che la marina statunitense non è ancora pronta a scortare le petroliere. Trump, gli USA sono il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando il prezzo sale noi facciamo un sacco di soldi. Te capì? Ma fermare un impero malvagio come l'Iran, dice Trump, è più importante. In Italia, intanto, l'idea del taglio alle accise perde quota e cede il passo a un intervento per aiutare redditi bassi e autotrasportatori. Lo ha annunciato il ministro Urso. Quindi, più che taglio alle accise, e qui naturalmente ci giriamo ancora verso Mister Prezzi, bisognerebbe trovare chi sta facendo cartello alzando i prezzi della benzina, quasi tutti praticamente stanno alzando, e io anche quest'oggi sguinzaglio voi ascoltatori per fotografare la pompa di benzina che ha il prezzo più basso,
chi ha il gasolio ancora sotto i 2 euro va premiato facendo lì il pieno o pensando, se magari avete già deciso di andare in bicicletta nei prossimi giorni, pensando di fare il prossimo pieno lì, perché vuol dire che quella compagnia petrolifera ha deciso di non imbrogliarvi. Chiaro che bisogna alzare un pochettino perché rimpinguare le scorte costa di più rispetto a un mese fa, ma c'è un limite, c'è una via di mezzo. Quindi se siete in giro in auto, in bicicletta o a piedi e vedete una pompa sotto i 2 euro, fotografate e ditemi dove vi trovate che io la pubblicizzo più che volentieri. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, ma ce n'è un altro di giornale economico che la racconta giusta. Io dopo questo titolo potrei anche chiudere la rassegna stampa e tornare a letto. Italia oggi titola petrolio iraniano alla Cina. Pechino non soffre per le restrizioni nello stretto di Hormuz. Riceve 1,25 milioni di barili al giorno. E infatti Teheran vuole strangolare solo le economie occidentali, non Pechino. E questa è la prima pagina di Italia Oggi. No, tanto per, capito? Quindi a questo punto diventa prioritario forse liberare lo stretto di Hormuz. Che ne pensate? E chiaramente il Sammy Varin che vi parla di geopolitica alle 7.38 va in cucina a far risotto. Non è niente male, ma so benissimo di essere a contatto con esperti che mi ascoltano dall'Italia e non solo, e quindi ehi là, parlo con voi. Fatemi un messaggino WhatsApp al 340 6709 659. Ehi gringo, sei sveglio? Parlo con te. Sì, buongiorno, c'è anche Simone, sì, in regia. Il pistolero stanco, molto stanco questa mattina perché siamo arrivati a venerdì, ma tranquilli! Un'occhiata all'apertura del sito del Corriere e voilà! Aereo da rifornimento statunitense precipita in Iraq. Questa non la sapevate, appena uscita. Macron che si lamenta, ucciso un soldato francese a Erbil, esplosioni a Dubai. Chiaro che se siamo in guerra, penso che non ci si possa lamentare, caro Macron. Intanto però i militari italiani via, lasciano l'Iraq dopo l'attacco Erbil. Il racconto dalla base contro di noi l'azione delle milizie sciite iracheno, ma Crosetto, che viene intervistato in un'intervista esclusiva sul Corriere, dice non è la nostra guerra. I militari ora sono al sicuro. Mimo, ce li togliamo di torno. Meglio spostarli. Rimarremo in Libano, lo decideremo con l'ONU. Questa è un'intervista esclusiva di quest'oggi. Altra notiziola tra le righe. Tra le righe vuol dire che non è nelle prime pagine, è meglio non dirlo. Trump sblocca gli acquisti di petrolio russo e si moltiplicano i segnali di exit strategy. Vuoi dire che Salvini aveva ragione a dire che forse è il caso di rigirarsi un attimo verso la Russia? Lo so, il più bravo alla peste, però a questo punto, visto che si parla di economia, no, facciamo girare le pale. Devono girare più forte, soffiate sulle pale che girano per produrre più energia pulita. Bravi! Tranquilli, anche oggi ce la faremo, ne sono certo. Anzi, ringraziamo tutti coloro che mi scrivono, mi telefonano, mi vengono a cercare sul sito, certo, sul sito di Radio Libertà, mi fanno quel conto corrente postale 37671294 dicendo tieni Sammy Varin, 5 euro per te e per la tua radio, la tua redazione. Di mio non c'è proprio niente, però ragazzi siamo una bella squadra e soprattutto abbiamo voi ascoltatori che ci volete bene, e anche se non ci volete bene avete capito che uno standard diverso di controprogrammazione musicale anche, ma anche politica, e anche il modo di portarvi le notizie in modo diverso fa bene alla salute, fa bene. C'è gente che ha avuto
un miglioramento anche del proprio carattere, va a scuola, va a lavorare più contento. Dai, Repubblica come apre? Con il contratto degli statali, al via le trattative per il rinnovo, aumenti da 120 a 208 euro mensili. Oh però! E si lamenteranno di sicuro, la CGIL non firmerà, ha già fatto Mago Varin. E poi nel fortino di Erbil, con i soldati italiani dopo l'attacco, morale alto, ma siamo stanchi e adesso gli hanno rotto anche il ristorante e quindi sinceramente è meglio andarsene. Se non si può più mangiare in pace, ce ne andiamo. Scherzo, stiamo ridendo e scherzando, no? Stavo cercando il manifesto, perché so che voi non vi alzate dal letto se non vi do il manifesto, il vostro quotidiano di riferimento, il quotidiano molto comunista. Eccolo qua. Alegher, il titolo del manifesto è Primi a morire. Delle 13 vittime che hanno fatto i missili e i droni iraniani nei paesi del Golfo, 12 sono migranti. Turisti e influencer sono partiti, ma operai e fattorini sono rimasti. Non hanno soldi o passaporto per fuggire e sono costretti a lavorare senza riparo. La guerra continua sulle loro teste. Primi a morire, quindi si parla naturalmente dei paesi del Golfo, di Dubai, eccetera, dove influencer che fino all'altro giorno erano lì facendo vedere che tutti giocano tranquilli, si divertono, eccetera, se ne stanno andando. E ti dico, oltre chiaramente al personale che invece resta lì a lavorare, e ci dispiace per loro, però diciamo che insomma non è che li bombardano, li distruggono completamente, diventa un pochino più pericoloso. Quello che più mi ha fatto incazzare è che questi influencer, questi riccastri che hanno tuttora la casa a Dubai, in quelle zone super ricche, hanno lasciato lì i loro animali domestici, cani, gatti e altri animali particolari, sono rimasti rinchiusi nelle loro case oppure sul terrazzino del loro bellissimo appartamento a picco sul mare. E questa è la cosa che più mi fa incazzare, non lo so, non penso al personale che sta lavorando lì e poverini, lavorano lì e purtroppo ogni tanto cade qualche missile, ma è una mia deviazione animalista. Sapete che io tanti anni fa avevo la tessera della LAV, la Lega Antivivisezione, ero diventato un ecoterrorista, ma tanti anni fa. Poi, leggendo le loro pubblicazioni, mi sono accorto dell'odio viscerale che avevano verso la Lega e i leghisti. Cioè, ma erano peggio di Guccini ai tempi. Guccini ci ascoltava, mica ci odiava. No, di Antonacci, di Baglioni, della Pausini, anche loro hanno odiato la Lega. E a quel punto ho stracciato la tessera degli animalisti. Ho detto, sempre animalista, però va bene, i soldi li diamo a qualcun altro. E allora il buongiorno da Sammy Varin, vi vedo svegli allerta, bravi, scrivete il vostro pensiero al 340 6709 659, soprattutto voi nuovi ascoltatori che ancora non sapete che radio è questa, non l'avete ben capito, è una bella idea provare questa emozione e dire sì, ci sono anch'io, caro Sammy Varin, voglio fare conoscenza della radio dove lavori, mi piace il vostro modo di condurre e perché no, se vi piace potete venire qui a condurre con noi, via Bellerio 41 Milano, a Foricentro, la fermata della metropolitana. Il bello è proprio fare squadra anche con la gente comune che molto spesso è più in gamba di noi. E sono indeciso, la mia è un'indecisione crassa da dove partire. Allora parto dal titolo che mi è più piaciuto quest'oggi, quello del quotidiano Il Tempo. Il Tempo di Roma, oltre che parlare chiaramente della serata al Franco Parenti di Milano sul referendum, come si dice? Non dici tu, pesiempie. Se non lo devi dire al microfono non ti sento. Pesiempie, come? Cazzo, questo è Sal Da Vinci, ma è lui. Abbiamo Sal Da Vinci in diretta.
Ma aspetta che me ne vado io, che invece no, lo amiamo Salda Vinci, però è diventato il tormentone del referendum, sappiatelo. Io speravo ancora di no, però sai, la nostra canzoncina la vuoi mettere con quella di Salda Vinci, è una sciocchezzuola, però io ti ho detto, se mi iscrivete al 340 6709 659 ve la invio, non quella di Salda Vinci, quella che abbiamo fatto noi, o meglio l'abbiamo ripresa da non so dove, perché non si sa chi l'ha composta, chi l'ha cantata, forse l'intelligenza artificiale, forse qualcuno di un po' più scemetto. Fatto sta che sta dilagando su migliaia di telefonini in tutta Italia, e il bello deve ancora venire, perché sono quelli che aspettano gli ultimi giorni per inviarvela, quindi aspettatevela. Allora, il tempo in centropagina, la scelta di campo o di qua o di là. E di qua c'è la Meloni e di là c'è Gratteri. Meloni a Milano lancia la volata per il sì, serve il coraggio di riformare quello che sembrava intoccabile. Dall'altra parte, bugie, minacce e difesa dello status quo, ora tocca ai cittadini. 22-23 marzo, segnatevi questa data, si va a votare con un sì e con un no, e veramente possono farlo anche i bambini, peccato che loro non possano votare, altrimenti con tutti questi meme che girano su Instagram e su TikTok forse sapevano più di noi. Tutti gli editoriali, Francesco Storace scrive: a sinistra moriranno ossessionati dalla Meloni. Edoardo Sirignano scrive: caso Landolfi, lo strano premio al marito della giudice. Giovanni Giacobazzi, CSM promuove l'ex consigliere che parlava con Palamara. Gaetano Mineo, la fabbrica delle nomine illegittime del CSM. Infine Cristian Campigli, propaganda di AWS per il no sul sito web dei fuori sede. Queste sono le segnalazioni piccine picciò, proprio in prima pagina sul quotidiano Il Tempo. Ma il titolo che mi piace, oltre naturalmente o di qua o di là, è quello che c'è sulla destra e che parla dell'Iran e del nuovo leader iraniano che pare abbia lanciato il suo programma di governo, possiamo dire così, e Il Tempo lo liquida così: morto che parla. Salta la prima apparizione pubblica della nuova guida, solo un comunicato, i media che dicono è in coma. Morto che parla. La guida suprema Mojtaba Khamenei parla, ma nessuno lo vede. In TV una voce femminile trasmette le sue parole. Oh, non sarà mica lui che c'ha il vocino, eccetera. Per i media è in coma. Noi chiaramente ci spiace moltissimo che non stia bene, però fa ridere, diciamo così. Morto che parla, fa ridere, e potrebbe essere davvero morto. Poi lo sapete, oggi con l'intelligenza artificiale si può fare di tutto, ma gli iraniani sono ancora un po' bacchettoni usare l'intelligenza artificiale, ma no. È il tempo di Osho. Famosa in selfie, che mi muoie ce ne crede che sei ancora vivo, cioè, praticamente facciamoci una foto che mia moglie non ci crede che sei ancora vivo, e fa la foto con il nuovo leader iraniano. Che facciamo? Entriamo? Vediamo dal quotidiano Il Tempo che cosa vi ha selezionato Sammy Varin. Allora, una delle notizie che ha lanciato ieri Repubblica in prima pagina, e che oggi è ripresa tutto spiano naturalmente su Repubblica e anche sulla Stampa, è quella delle torture nelle carceri minorili, e effettivamente, se fosse vera, sarebbe un altro scandalo. C'è l'intervista ad Antonio San Germano, oggi a pagina 10 sul Tempo, che è il capo del dipartimento del ministero che ha scatenato questo scandalo. Torture nelle carceri minorili, grave, ma c'è tanto di buono. Ho sospeso e trasferito 4 agenti, le indagini procedono. Under 18 stranieri, statisticamente sono la parte più violenta negli IPM, colpevoli di aggressioni sistematiche alla polizia penitenziaria. E voi sapete che sulla nostra radio un pomeriggio alla settimana c'è proprio una trasmissione con i conduttori che lavorano nelle carceri, ok? Quindi prima Milano, poi Roma, prima il Beccaria, adesso Casal del Marmo.
Parliamo di questi IPM, le carceri per i minori. Sotto inchiesta finiscono 10 agenti, si ipotizzano diversi reati, in alcuni casi persino la tortura. Roba seria, maledettamente seria. Ieri ne parlava diffusamente la Repubblica, descrivendo un contesto di violenze diffuse, i fatti contestati sono dell'autunno 2025, con tanto di richiesta di sospensione per 5 agenti della Polizia Penitenziaria, e oggi il Tempo ne parla con Antonio San Germano, che è capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero, e che dice che certamente questi vanno puniti, ma per fortuna si fanno anche tante attività positive. L'istituto è un epicentro, si dice nell'intervista, di straordinarie attività trattamentali a carattere culturale, teatro, laboratori musicali, mosaici, rap, tirocini formativi, scuola, quindi c'è veramente di tutto per rimettere in carreggiata questa gente. Chiaramente anche coloro che lavorano in queste carceri fanno una brutta, terribile vita. E dice a un certo punto San Germano: qui occorre parlare chiaro senza nascondersi dietro un dito, noi dobbiamo essere inflessibili contro ogni violenza che viene dalle istituzioni, su questo non si fanno sconti, ma non possiamo nascondere numerosissimi eventi critici, danneggiamenti di celle, aggressioni sistematiche alla polizia penitenziaria, spesso da minori stranieri non accompagnati, che statisticamente sono la componente più violenta in questi istituti. E l'intervista prosegue, ed è l'unica intervista che cerca di spiegare un po' meglio quello che è accaduto e che accade poi quotidianamente in moltissimi di questi edifici. A proposito di violenza, a pagina 12 sul Tempo è uscito il report del Ministero della Salute. C'è un boom di aggressioni a medici e infermieri, manco sotto il Covid, nel 2025 quasi 18.000. Operatori sanitari ancora nel mirino di pazienti, familiari, caregiver. Il ministro Schillaci che dice: la sicurezza in corsia è una priorità assoluta. Se ne parla quest'oggi con un paginone sul quotidiano Il Tempo di Roma, che infine si dedica anche a qualcosa di un po' più leggero, non solo Il Tempo, ma d'altronde sta per partire alla fiera di Parma, alle fiere di Parma, dal 28 al 30 marzo, una bella manifestazione outdoor, il mondo dell'outdoor e della caccia, e non soltanto. Outdoor italiano, un business da 8 miliardi, titola il quotidiano Il Tempo. Economia e tempo libero sì, ma sono soldi, un comparto in crescita tra armi sportive, attrezzature, turismo venatorio. Chiaramente voi che odiate i cacciatori non andrete a questa fiera dal 28 al 30 marzo. Il punto del settore al European Outdoor Show, rassegna specializzata per chi ama giocare all'aria aperta. Quest'anno arricchita con sezioni dedicate alla cinofilia venatoria, all'enogastronomia della selvaggina. E a proposito di criticità, ricordiamolo, alcune specie animali come i cinghiali causano danni alle attività umane per decine di milioni ogni anno. E avete sentito, adesso non ci sono più solo i cinghiali, ma ci sono anche quei bellissimi animali che sono i lupi. Li abbiamo protetti fin troppo e adesso si sono moltiplicati a dismisura, scendendo dalle montagne e arrivando in paesi. Molliamo il tempo e andiamo, dove andiamo? Su Repubblica. Soldati italiani via dalla guerra. Ben chiaro il quotidiano Repubblica. Scatta il ritiro graduale del contingente dopo il drone sulla base di Erbil. Crosetto che dice: attacco deliberato contro di noi. Il primo messaggio del figlio di Khamenei: vendetta per i martiri, Hormuz resta chiuso, e il petrolio oltre i $100. Sull'Iran, Meloni consulta i leader dell'opposizione, scontro sulla giustizia.
e questa è una notizia, cioè dopo le menate prendi la clava, tira la clava è mia, no? Sei tu che l'hai presa per prima. Chi c'è in mano sta clava? Ce l'ho qui la clava! Meloni consulta i leader dell'opposizione, gli ha telefonato e sono rimasti tutti lì. Oh mamma, non sarà mica uno scherzo, ma è proprio la Meloni. E adesso sai, queste intelligenze artificiali, e insomma è una cosa, un gesto molto bello. Inutile leggere Michele Ainis, famoso costituzionalista, che ci spiega perché voterà no, ma il motivo per cui sono su Repubblica è che oggi c'è Cavo Dragone, Cavo che si chiama proprio Cavo, capito? Cioè, Cavo è il cognome, Cavo Dragone, dai, è un pezzo grosso che non parlava da un po', quella volta che ha parlato ha fatto su un casino, ma adesso gli hanno insegnato che certe cose le può dire, certe altre è meglio di non dirle. Stiamo sempre ridendo, Cavo Dragone. Battaglia dura sullo stretto. Oggi è intervistato da Repubblica Cavo Dragone. La NATO respingerà le minacce anche nel Mediterraneo. L'unità dell'alleanza non è in discussione. Pronti nuovi sistemi di difesa. E se lo dice il Cavo Dragone, è vero. Entriamo all'interno, pericolosamente all'interno di Repubblica. Ci porta nel fortino di Erbil con i soldati dopo l'attacco. Morale alto, ma siamo stanchi. E la contraerea che è stata bucata da questi 25 droni, e gli inglesi che dicono mi sa che c'è l'ombra di Mosca, cioè nel senso ci sono sempre questi sistemi statunitensi che intercettano lo sciame quotidiano di droni, quindi partono proiettili, missili, ogni cosa, ma il fatto che ne siano arrivati così tanti e poi manda in tilt chiaramente anche le difese antiaeree, e gli inglesi dicono c'è l'ombra di Mosca, ok? Intanto i nostri soldati se ne vanno. Crosetto, atto deliberato e comincia il ritiro del contingente italiano. Rientri via terra verso Kurdistan e Turchia, ma resta un presidio in Iraq d'intesa con gli americani, e Salvini dice giustamente portiamoli a casa e mettiamoli per le strade, perché no, anche quello, se cambiamo le regole di ingaggio. Ci stiamo pensando, e lo dico perché c'è sempre qualche parlamentare all'ascolto. Dai, facciamo un bello scandalo, facciamo una mozione, vediamo chi ci sta di più, facciamo una pozione per cambiare le regole di ingaggio dei militari, anche quelli che sono qui fuori da via Bellerio. Dici di no? Cosa è anticostituzionale? Ditemi perché non si può, perché devono stare lì con sto mitra che pesa anche un fracco, lo abbracciano tutto il giorno, ma non si può usare assolutamente. Qualunque cosa accada, loro devono stare lì come pietre, fermi, e chiamare la polizia. Cavo Dragone, eccolo qua ragazzi, è il motivo di esistenza del quotidiano Repubblica di quest'oggi, finché non lo vendono del tutto, ma avete sentito, la vendita non avrà ripercussioni sulla linea editoriale, potranno essere tranquillamente sempre gli stessi in redazione. Pagina 5, Cavo Dragone. La NATO respingerà le minacce anche nel Mediterraneo. L'ammiraglio chairman del Comitato Militare dell'Alleanza invita l'Occidente a cooperare. C'è in gioco la credibilità. C'è una lotta con l'asse del male di cui l'Iran è il burattinaio. L'Italia sarà protagonista nella difesa del fronte sud. E ancora, rendere sicuro Hormuz sarà difficile. La vera sfida sono i droni, contro i quali stiamo preparando nuovi sistemi. Paginone con Cavo Dragone, quest'oggi sul quotidiano Repubblica.
Ragazzi, come siamo eleganti quest'oggi in rassegna stampa. Little River per Aaron Parks, Aaron con 2 A, Parks con la K. Trovate roba buona in rete se scrivete questo nome e questo cognome, Aaron Parks. Alle 8:05 il buongiorno, c'è Sammy Varin, c'è Radio Libertà su tante piattaforme, su Facebook, su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ragazzi, migliaia e migliaia di ascoltatori che mi ascoltano e mi guardano, ma soprattutto guardano le prime pagine dei quotidiani che trasmettiamo in radiovisione. Buongiorno a chi ci segue con la Radio DAB in tutta Italia, buongiorno a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare, è la soluzione più semplice e immediata in qualunque momento della giornata. Cliccate sull'icona Radio Libertà e parte anche il video se volete. Buongiorno a chi semplicemente da casa o dal posto di lavoro ci tiene aperto il sito radiolibertà.net e ci ascolta in background. I messaggi WhatsApp al 34067096659. Oggi devo ringraziare Captain U 1947. Ma chi è questo qua? Scrive tanti editoriali, in questo caso sul sito di Milano Post, quotidiano di informazione e cultura. Una volta alla settimana scrive un editoriale e questo è un famosissimo artista che è un po' sparito, ma è stato uno dei primi provocatori degli anni 60, quelli che dicevano le cose che pensavano e non si preoccupavano da che parte stavano, parlavano e dicevano il loro pensiero. È quello che cantava pezzi come Amiamoci, eh? Non te lo ricordi tu, dai, non ti ricordi Amiamoci? Vabbè, ok, sto parlando di un amico che abbiamo intervistato molte volte su queste frequenze, un amico che ci viene a trovare spesso e volentieri. Lui abita in Liguria ma passa da Milano molto spesso, è Umberto Napolitano. Chi se lo ricorda? Tutti. Leggo qualche riga dell'editoriale che è appena apparso su Milano Post perché parla proprio di noi.
Questo racconto lo dedico tutto al 2026 e al prossimo referendum sulla giustizia. In questi giorni siamo subissati di slogan e di immagini spesso conturbanti, perché è in atto uno scontro politico che non avrei mai immaginato. Non riesco a capire, usando un termine tanto caro a un magistrato, anzi il magistrato di Mani Pulite, che ci azzecchi la politica con un referendum che riguarda i cittadini e non i partiti. Tra l'altro con dei quesiti che nell'arco degli anni ho spesso visto proposti e agognati da tutti i partiti che si sono susseguiti nel tempo, fossero di destra o di sinistra. E poi anche adesso mi pare che questo cambiamento con il sì preferito sia auspicato un po' da tutti, dalla destra in blocco e da una buona fetta della sinistra, da molti magistrati, insomma più bipartisan, più tripartisan di così non si può, ma eppure lo scontro è pesante. Ma per fortuna, scrive Captain U, cioè questo Umberto Napolitano oggi sul sito di Milano Post, per fortuna che esistono Sammy Varin e la sua mitica rassegna stampa trasmessa su Radio Libertà, in Dabo, su Facebook, capaci di migliorarmi l'umore e riconciliarmi con gli effetti di un referendum stressante ormai alle porte. Sammy ogni mattina legge e commenta i vari quotidiani, in più guarda ed evidenzia messaggi che gli arrivano via WhatsApp. Qualche giorno fa ne ha trasmesso uno diverso, chiamiamolo così, un messaggio che a quanto pare sta diventando virale perché è inviato e rinviato solo attraverso WhatsApp, quella famosa catena di Sant'Antonio che vi dicevo, vi ricordate? Senza ricerca di like, ma quasi come un carbonaro che lavora dal basso, e questo messaggio sta girando. Posso confermarlo, è arrivato anche ai amici miei e a mia moglie. Ha un testo particolare che vi vogliamo rileggere. Visto che ve l'ho letto qualche giorno fa, è un messaggio che ho ricevuto proprio qui al 340 6709 659 e a quanto pare è stato percepito da qualche collega giornalista. Perché votare sì? Per essere felici. Siamo felici quando non c'è disordine e si cammina sereni per le strade, di giorno e di notte. Ancor più felici quando non vediamo immigrati che soffrono il freddo e la fame perché accolti e poi abbandonati, ma tutti con un lavoro da noi o a casa loro col nostro aiuto. Siamo molto felici quando gli innocenti sono liberi e i colpevoli in prigione. Siamo felicissimi quando giudici e istituzioni svolgono in armonia il loro compito e non esistono correnti in contrapposizione tra loro all'interno dei partiti e soprattutto all'interno della magistratura, perché l'unica corrente che lì deve scorrere è quella che spinge forte sempre e solo verso la giustizia. Inviare questo messaggio almeno a 10 amici, invitarli a fare altrettanto creando una catena per una vita serena. Cosa devo dirvi? Un messaggio talmente rigonfio di serene argomentazioni che mi è parso doveroso segnalarlo. E poi prosegue l'articolo su Milano Post del nostro Captain U 1947, capitano U 1947, U perché sta per Umberto Napolitano, che salutiamo caramente e che poi scherza anche lui su Sal da Vinci. E come si fa a non scherzare su Sal da Vinci, d'altronde? È un grande, rappresenta tutti noi, è quell'amore spassionato che dobbiamo avere per sempre. Non riesco a dirlo, Simone, se lo vuoi dire te, no, anche tu, basta, ormai hai calato le braghe, ti sei arreso a trasmettere ogni giorno questa canzone, perché poi la trasmettiamo tutti noi. Quando chiudete Radio Libertà, io lo so che accendete su Radio Birichina, che mettete su Radio DJ, non penso che Radio DJ la trasmette, Radio Dimensione Suono, sì, Monte Carlo mi piacerebbe saperlo. Va bene, proseguiamo la nostra rassegna stampa. Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo, tra poco leggo anche i vostri messaggi, ma mi devo rituffare velocemente perché oggi abbiamo anche qui Parlamento, ce ne sono due, uno alle 8:45 con la senatrice Stefania Pucciarelli e un altro dopo le 11 con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, e con entrambi parleremo delle comunicazioni che ha fatto la Meloni in questi giorni al Senato e poi alla Camera. Gerusalemme.
Il cielo fa paura, i frammenti di un missile lambiscono i luoghi santi. Ne parla Repubblica, pagina 9, ed è forse l'unica volta che è successa una cosa del genere. Sapete che lì, insomma, c'è il luogo santo per l'Islam, ma anche per il cristianesimo. E il fatto che siano caduti missili e frammenti di missili proprio lì nel giardinetto preoccupa non poco. E naturalmente il custode della scuola fa vedere queste schegge e dice erano in cortile. Pensa se ci fossero stati i bambini, sarebbe stata una tragedia. Un segnale, un errore, il governo suona l'allarme. L'Iran ha colpito a poche centinaia di metri dal muro del pianto, del Santo Sepolcro, della moschea di Al-Aqsa e luoghi non santi. Di più, c'è anche il luogo dove è stato sepolto Gesù. E allora, dici, e allora non si risparmia più niente nessuno? Punto di domanda. Il petrolio che risale sopra quota 100, lo shock peggiore della storia. L'AIE rilancia l'allarme, Teheran stretto chiuso, Trump noi ci arricchiremo. Iniziato l'utilizzo delle riserve strategiche, l'Italia rilascia 10 milioni di barili. Intanto però l'Europa continuano, gli 8 paesi dell'Europa continuano a dire di no alla sospensione degli ETS. Che cos'è l'ETS sul termoelettrico? È il sistema che tassa le emissioni di anidride carbonica per ridurre il peso del caro energia sulle imprese. Il governo vorrebbe fare questa cosa e il governo mette a punto una serie di idee contro l'aumento dei carburanti, ma c'è naturalmente Roma che rompe le balle perché bisogna tagliare le emissioni da anidride carbonica anche in un momento del genere, quindi l'ETS deve continuare a esistere. Ci proviamo anche a spostare la rotta del greggio. Eh sì, i sauditi stanno dirottando i flussi verso ovest, le petroliere lasciano Hormuz ma devono affrontare il rischio dei ribelli Houthi. Quindi dalla padella dello stretto di Hormuz, controllato dai pasdarani iraniani che continuano a sparare su chiunque tenti di forzare il blocco, alla brace del Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti, amici di Hamas e dell'Iran, hanno attualmente interrotto gli attacchi ma potrebbero sempre riprenderli. E ci sono almeno 30 megapetroliere che, impossibilitate a entrare nel Golfo Persico, hanno cambiato rotta. Staremo a vedere che succede. Chiaramente adesso ci si sveglia un attimo per cercare di sminare lo stretto di Hormuz. Cambiamo argomento, sempre su Repubblica, la Salis, paginone per la Salis che se la prende con i dossier grotteschi, con la destra insofferente a ogni tipo di controllo. Parla la sindaca di Genova, incredibile che un governatore, voi pensavate fosse l'altra Salis, qui dici Salis e uno pensa sempre all'europarlamentare di AVS, tranquilli, è di sinistra pure questa, incredibile che un governatore possa pensare di telefonare e incidere sulla linea di un quotidiano. Oh mamma mia, cos'è successo? Silvia Salis, nel parlare per la prima volta della bufera politica in corso in Liguria sulle presunte pressioni nei confronti di direttore, giornalisti ed editore del secolo XIX da parte del governatore della Liguria Marco Bucci. La cosa più grave tra le tante, dice la sindaca di Genova, è che questa vicenda rappresenta la totale insofferenza che questa destra ha verso tutti gli organismi di controllo di potere, dalla stampa alla magistratura, chiunque abbia una voce indipendente. Insomma, perché? Perché a quanto pare si è lamentato il governatore della Liguria che c'era poco spazio per il centrodestra. Non lo so, so che c'è questo paginone che sono certo vi affascinerà e allora oggi Repubblica è tutta vostra, soprattutto perché è il quotidiano che ha lanciato lo scandalo, e se ne parla oggi a pagina 21, dei minori torturati dai poliziotti. Fare chiarezza, reati indegni. L'inchiesta sulle violenze a Casal del Marmo finisce in Parlamento. Il Dipartimento Giustizia dicono denunce partite da noi. Insomma, calci e pugni contro giovani inermi
colpi alla testa con un pesante estintore, minacce, violenze. Tutto ciò è la riprova del senso di onnipotenza e di impunità che caratterizza gli agenti di polizia penitenziaria coinvolti negli eventi, chiaramente. Chi dice una cosa del genere si assume le proprie responsabilità, ma capite poi perché c'è questo odio anche verso la polizia, gli agenti, l'esercito e chiunque voglia far rispettare le leggi, perché poi sono le solite mele marce, ma loro fanno di tutta l'erba un fascio, siamo tutti marci e noi naturalmente peggio che li sosteniamo, perché d'altronde se hai bisogno devi pur chiamare la polizia. Chi chiami? Il centro sociale, la mafia, la camorra? Mm-mm. Domenico, una ferita. Ora nuove regole per trapianti sicuri. Paginone a pagina 23 di Repubblica con Giuseppe Feltrina, capo del Centro Nazionale. Dopo il caso di Napoli rafforziamo le procedure, donazioni e interventi in crescita. Si parla naturalmente del piccolo Domenico che è morto a causa di questo cuore che non poteva funzionare, che gli è stato impiantato. Capiamo il dolore della famiglia Caliendo, la loro richiesta di verità è anche la nostra. L'Italia è tra i paesi migliori al mondo, ma l'eccellenza va mantenuta con un impegno costante. Se ne parla dopo qualche tempo, quest'oggi sul quotidiano La Repubblica. 34067090659, mamma mia quanti messaggini che stanno arrivando, grazie. Berengario in Subrico da Roma mi fa vedere l'ultima pompa, adesso trovano la scusa che è bruciata una lampadina, perché praticamente manca il numero 1 davanti sulla statale Bussi all'Aquila, e cosa dobbiamo farci? Il problema è che non si capisce più quanto costa la benzina, i numeri non si leggono bene e cercano di nascondere il vero prezzo del gasolio e della benzina. Buongiorno, ricordo che le accise sul carburante sono il 72% del prezzo, capito? E ho capito, a Dubai costa veramente una sciocchezza fare il pieno di benzina, però ti sparano sulla testa. PS, il petrolio russo costa $26. Grazie Marco. Diciamo anche un'altra cosa, gli idioti italiani di cui purtroppo faccio parte, nella maggioranza pensionati, donne, giovani, nulla facenti, potrebbero lasciarla in garage l'auto invece di girare a vuoto. Io con un litro d'acqua faccio 60 chilometri in bici. Applauso a Marco, chiaramente, ma io la userei la bici, è che sono a 36 chilometri da qua e veramente farla alle 5 del mattino è un po' durettina. Un saluto da Brescia che non molla, che non vuole sentirsi la capitale dell'immigrazione, e purtroppo davvero lo siete, Arnaldo. Per cortesia mandami la canzone del sì. Ma che domande, assolutamente sì. Tutti voi che mi state scrivendo al 34067090659 riceverete la canzoncina del sì, anche se l'avete già ricevuta, che ci frega, ve la risentite di nuovo. Buongiorno Sammy, se il gasolio italiano per la maggior parte è di origine sintetica e vegetale, perché aumenta di prezzo? Porco cane m'ha fregato. Non lo sapevo sta cosa, il gasolio italiano, perché c'ha un procedimento più rigoroso e più complicato, e è il motivo per cui costa di più. Ma dovresti saperlo. Facci sapere dove troveremo i gazebo questo weekend. È vero ragazzi, cioè più di 1000 gazebo. Aspetta un momento che mi sposto, perché veramente, allora ci sono 129 piazze per il sì, lo dico già, ad esempio quest'oggi io, lo sapete, abito nella sacra Cassano, Magnago, la Betlemme della Lega. Questa mattina dalle 10 alle 13 via Piave di fronte al mercato, 129 piazze per il sì, per la separazione delle carriere. La Camera Penale di Busto Arsizio sarà in piazza per spiegare e promuovere le ragioni del sì al referendum a sostegno della riforma costituzionale sulle separazioni delle carriere. Ma ti dico, la Lega organizza più di 1000 gazebo in questi giorni, veramente ovunque, per cui che abitiate nel piccolo paese o nella grande città trovate sicuramente un gazebo della Lega, ad esempio
a Martinengo questo sabato alle 17:30 a Martinengo in provincia di Bergamo, sala civica ex biblioteca comunale di Martinengo, ma ce ne sono veramente decine e decine e decine, non riuscirei a leggerveli tutti quanti. Quello che posso dirvi naturalmente è quello di informarvi attraverso il sito della Lega o attraverso la pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Per chi è a Milano, questo sabato 14 marzo alle 17 al Best Western Madison Hotel di via Gasparotto 8 a Milano ci sono tutti i big della Lega: Samuele Piscina, Silvia Sardone, Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, c'è Laura Ravetto, grande deputata della Lega, Igor Iezzi, storico anche lui di via Bellerio. Chiaro che dovete interessarvi anche voi. Se volete incontrare Antonio Di Pietro, che si è buttato a capofitto per il sì, dovete andare a Faenza questo sabato alle 20 nel locale La Tana del Lupo in via Emilia Ponente 59, sabato 14 marzo ore 20, Antonio Di Pietro e Jacopo Morrone. Insomma, gli eventi davvero non ne mancano. Mi rituffo sui quotidiani e vado adesso sul quotidiano Libero. Dai, andiamo sul Libero, anche questo è ricchissimo quest'oggi, partendo dal discorso della Premier di questi giorni, e di questo parleremo anche alle 8:45 con la senatrice Stefania Pucciarelli, alle 11 con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Giustizia ora o mai più, virgolettato in apertura di Libero. Meloni lancia l'appello al voto. Il referendum è l'ultima occasione per cambiare rotta. Col no ci ritroveremo correnti ancora più potenti e magistrati negligenti a fare carriera. Divertente anche questa, se non fosse chiaramente nella tragicità della guerra con l'Iran, la foto del nuovo Ayatollah mostrata a Teheran in piazza. È stata mostrata solo una foto del successore di Khamenei, che pare sia ferito e anche in modo grave. È un Ayatollah di cartone e lo sfottono. In effetti si vede, chi ci guarda in radiovisione, ci sono i fedeli che sul palco mostrano questo cartonato con la faccia dell'Ayatollah, ma è veramente molto risibile la cosa. A noi dispiace perché non si ride di un Ayatollah, soprattutto se è ferito in maniera molto grave, però pur di far vedere qualcosa, la foto ormai diventava un po' inutile, il cartonato dell'Ayatollah. Ma è vero, è tutto vero, non c'entra l'intelligenza artificiale. In centropagina siamo sul Libero, una notizia che non vi aspettate, che aspettiamo tutti noi, ma col cavolo, ma chi è che vuole andare in pensione? Ma che sta menata? Che quando ti mancano meno di 10 anni, appena incontri un tuo coetaneo, la prima domanda che ti fa è: ma quando è che vai in pensione? È capitato anche a voi? Boh. Che poi dopo ti attizza sta cosa, no? E dice: cavolo, sì, quando vado in pensione? E ti inizi anche te a fare tutti i calcoli. Bene, arriva la pensione part-time in anticipo. C'è una nuova legge: ore di lavoro ridotte con gli stessi contributi negli ultimi anni di carriera. Ma ci sono dei ma. E certo, ci sono dei ma, e soprattutto devono essere gli ultimi anni di carriera, ok? E quindi, se vi interessa, oggi ne parla solo il quotidiano Libero. Altra notizia che invece per fortuna ne parlano tutti, anche perché insomma era ora che andasse a fare qualcosa d'altro: il Papa rimuove le elemosiniere, quello che si schierò con lo spin time, quello che pagò le bollette del centro sociale. Vi ricordate? Ne parliamo tra poco, certamente, però sono quelle notiziuole che ti danno un po' di gusto ad alzarti dal letto. Giorgia rilancia il dialogo sulla guerra con la sinistra, Calenda e Schlein aprono, AVS e 5 Stelle no. E anche questa è potente, nel senso che, cioè, dopo il discorso in Parlamento, Giorgia ha alzato il telefono e li ha chiamati, e questa è una cosa molto bella.
Libero oggi intervista al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, che noi sentiamo ogni lunedì alle 9 su queste frequenze. Paghiamo per una guerra non nostra. Sui carburanti attiviamo le accise mobili. Il capogruppo del Carroccio alla Camera dice: faremo dei correttivi al decreto bollette, le riserve di gas non vanno vendute ora e vanno tutelate le nostre filiere di biogas. Il conflitto in Iran sta scombinando i piani del governo sul cosiddetto decreto bollette. Il testo scritto prima dell'attacco USA andrà aggiustato non appena si capiranno meglio i contorni delle vicende belliche. La Lega però ha presentato alcuni emendamenti che secondo loro mirano a rendere il testo migliore. Sono 5 punti che chiedono altrettanti interventi. A spiegarcelo è il capogruppo leghista alla Camera, Riccardo Molinari. Siete preoccupati per il clima che si è creato in Iran? Sì, e al di là del giudizio che si possa dare della vicenda, la nostra attenzione è puntata sull'aspetto economico. L'Italia rischia di pagare un prezzo alto pur non avendo ruoli in questo conflitto. Per questo dobbiamo intervenire per tentare di lenire il più possibile gli effetti negativi sulla crisi, tanto sul gas quanto sui carburanti. Come? Facendo tutto quello che si può fare. Penso ad esempio al ministro Giorgetti, che ha annunciato i controlli della Guardia di Finanza contro le speculazioni alla pompa. Qual è la posizione della Lega sul prezzo dei carburanti? Siamo per attivare subito le accise mobili che sono state introdotte dal nostro governo e scattano quando i prezzi alla pompa superano i 2 euro e agiscono riducendo il peso sulle accise. Un altro tema su quale avete preso posizione è quello delle riserve del gas. Che volete fare? Nel decreto è previsto che vengano vendute anche in considerazione del prezzo alto che ha raggiunto il gas. Ecco, in questo momento dove potrebbero esserci problemi di approvvigionamento energetico, non avrebbe senso disfarsene. Meglio tenersele strette per garantirsi un grado maggiore di autonomia. A proposito di questo, l'Europa ha chiesto di chiudere le centrali a carbone. Anche su questo la Lega ha presentato un emendamento per chiedere che le ultime centrali a carbone presenti in Italia non vengano chiuse. La Germania, per esempio, le sta riattivando proprio per mitigare la crisi dovuta alla guerra. Pensiamo che questo non sia il momento migliore per prendere questa decisione. Anche sul biogas avete chiesto modifiche al decreto. Quali? L'Unione Europea vuole togliere gli incentivi agli impianti a biogas per dirottarli verso quelli a biometano. In Italia però attualmente ci sono circa 2000 impianti a biogas che sono in filiera con le aziende agricole. Noi chiediamo che questi incentivi rimangano e che le risorse vengano reperite riducendo quelli sugli impianti a bioolio che spesso prendono la materia prima dall'estero. In questo modo tuteliamo una filiera al 100% italiana. Un'ultima cosa, negli ultimi tempi, soprattutto nelle regioni del nord, si è parlato molto del tema delle concessioni sull'idroelettrico. Qual è la vostra posizione? Dice Molinari. Noi proponiamo di andare avanti sulla cosiddetta quarta via, ovvero non fare le gare per le concessioni, ma procedere con i rinnovi siglati, però a fronte di investimenti sui territori. Questo è un tema molto delicato. Pensate che ad oggi, con questa incertezza, ci sono 16 miliardi di investimenti bloccati, con tutto quello che comporta. Oggi capogruppo della Lega Riccardo Molinari intervistato su Libero. Vi faccio vedere il cartonato prima della pausa. Di Khamenei c'è soltanto il cartonato. Il discorso letto da un'annunciatrice in TV. La guida suprema dell'Iran potrebbe essere in coma e ora non si sa a chi attribuire il messaggio di minaccia che è stato letto. E, ripeto, fa sorridere questi signori della guerra che sostengono il cartonato con la faccia dell'Ayatollah. Tacciamo di infinite cose, se no gli Ayatollah si arrabbiano. C'è la pausa, signore e signori, la pausa con la canzone indipendente. Ci torna a salutare Alessandra Clemente, cantautrice ma fa anche jazz, molto raffinata. Esce proprio in questi giorni la nuovissima The Rain Girl. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
Resta piuttosto debole la pressione atmosferica sull'Italia, influenzata dal fluire di correnti atlantiche. Nelle prossime ore tornerà ad aumentare l'instabilità, con rischio di precipitazioni al centro e al sud. I fenomeni risulteranno a carattere irregolare, meglio al nord. Nel pomeriggio ulteriore aumento dell'instabilità sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni frequenti anche a carattere di rovescio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao Sammy e ciao a tutti questi ascoltatori che ci stanno seguendo di questa radio super super bella. E sono Alessandra Clemente, cantautrice. È appena uscito oggi il mio brano che si intitola The Rain Girl, cioè la ragazza della pioggia. È un brano che ho scritto ricordando mia sorella che si è trasferita in Messico a vivere 15, più o meno 15 anni fa, e nasce proprio da un'immagine che ho di lei in un giorno di pioggia, proprio eravamo in Messico, un'immagine reale che ho di lei. Era appunto arrivato di colpo questo acquazzone, questo temporale messicano, e eravamo tutte vestite insomma coi tacchi da sera, e lei si è tolta le scarpe col tacco, c'erano proprio abbastanza, diciamo, c'erano tante pozzanghere per la strada, e si è messa a camminare tranquillamente sotto la pioggia, senza ombrello, senza niente. Camminava davanti a me, mi è venuta l'ispirazione. Quel giorno ho detto: io quasi quasi, cioè, no, le devo scrivere una canzone, The Rain Girl, la ragazza della pioggia. E quindi questo è il suo modo di vivere un po' la vita, no? Che è sempre selvaggia, spontanea, connessa completamente alla natura, a tutto ciò che che la circonda. È un modo bello comunque di saper vivere la vita, e quindi la dedico a lei, cioè è scritta proprio per lei. E con questo messaggio io vi saluto, ringrazio Sammy, saluto la radio, voi ascoltatori, siete tutti grandissimi. Ciao ciao. We wrote down our wishes on a page. You faced all of the world with joy and melted pain. It was your strength that led you to create better days. Your way of living life made you reach a paradise. No
feet. Yeah, 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 yeah. Walking barefoot through this town, every step on water shows your grace merging with your soul. You have become one, like a million waterfalls. Life was softly as a setting down upon your pearl skin. You're the rain. You're like a friend wind, far away we live sometimes, but very close became our minds. Now we move fast, we touch the sky, we touch the sky. The mystery no one can ever own. So come be free. Yeah, yeah, yeah. È in preparazione il nuovo album di questa cantautrice che fa base intorno a Genova, si chiama Alessandra Clemente. Questa è The Rain Girl, il suo primo album da cantautrice, ma lei suona anche jazz, è bravissima. Questa sera, ad esempio, alle 17 suonerà a Bargone di Casarza, provincia di Genova. Questa sera omaggio a Giovanni Sanguineti a Villa Bombrini di Cornigliano in provincia di Genova. Insomma, roba buona, cercatela, Alessandra Clemente su Instagram. Intanto il buongiorno da Sammy Varin, a chi mi avesse acceso solo in questo momento, tranquilli, la rassegna stampa la trovate su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier, oppure andando sul sito di Radio Libertà e cliccando podcast. Ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, perché il bello di questa chiacchierata in compagnia è che la facciamo in compagnia, e quindi i vostri messaggi al 340-6709-659 commentano le notizie che io estrapolo dai vari quotidiani. Nessuno che si chieda se i minori stranieri capiscono perché si trovano in carcere, e che il primo passo è capire dove hanno sbagliato, ammettere convintamente che hanno sbagliato. Questo è il problema, caro Marco, che oggi nessuno più ammette di avere sbagliato, non solo i giovani, anche noi grandi, e che trovandosi in carcere potrebbero tentare di integrarsi, aderendo alle proposte di collaborazione e alle attività educative. La violenza va repressa, ma si potrebbe trasformare in energia positiva, ci scrive Marco. E anche Roberto che vuole la canzoncina, ma l'ho cancellata per sbaglio, Roberto, ma queste cose non si fanno, è vietato cancellare la canzoncina di Sammy Varin, semplicemente perché la sto inviando veramente tantissimo, magari uno ne ha ricevute 15 e dopodiché, bene, l'avrete certamente. Scattati bombardamenti sugli impianti nucleari. Israele riduce in cenere la minaccia atomica. Molto chiara la pagina 8 del quotidiano Libero. L'aviazione di Gerusalemme ha sganciato bombe penetranti anti-bunker. Le centrifughe dei Pasdaran hanno prodotto 400 kg di uranio arricchito, ma per portarli a sicuro negli USA occorre un'operazione militare di terra, e l'immagine satellitare mostra il sito nucleare iraniano di Talegan dall'alto prima e dopo i bombardamenti israeliani, e si notano questi 3 fori nella struttura delle bombe penetranti anti-bunker. Mamma mia. Giro la pagina, una buona notizia finalmente in questa valle di lacrime. A pagina 10 del quotidiano Libero è uscito il nuovo rapporto Istat sul lavoro, nuovo record di occupati, cambio di passo per il Sud. Meloni festeggia l'andamento 2025, i dati premiano le scelte del governo, diminuiscono leggermente pure gli inattivi, bene gli sgravi contributivi, insomma aumentano gli occupati, cala la disoccupazione. Un tandem di numeri certificato dall'Istat per il quarto trimestre 2025 che viene definito come un segnale incoraggiante di buona mattina dalla Presidente del Consiglio. L'ultima rilevazione statistica sul mercato del lavoro conferma segnali incoraggianti. Paginone quest'oggi sul quotidiano Libero, che proseguiamo a
sfiorare, perché lo sapete io poi non mi addentro nell'articolo, che cavolo, se volete ve lo comprate, però inizio già ad anticiparvi la notizia che potrebbe essere interessante, che poi magari la trovate anche online. Pagina 11 di Libero, vi spiegano come anticipare la pensione e intanto lavorare part-time, una misura per le piccole e medie imprese, a patto chiaramente che vi manchi poco alla pensione. I lavoratori vicini al ritiro potranno ridurre per 2 anni l'orario fino al 50% e continuare a maturare i contributi se in azienda verrà assunto un giovane. Interessante articolo quest'oggi solo sul quotidiano Libero, a pagina 11. Ed eccola qua la notizia, tutti voi contenti immagino, ma assolutamente no, però, insomma capiamo che questo Papa è un po' diverso dallo scorso, pagina 15 di Libero, Papa Leone rimuove l'elemosiniere polacco, l'amico dello spin time del centro sociale, Krawiecki torna in patria, sarà arcivescovo a Lodz. Nel 2019 era diventato famoso perché aveva riallacciato la corrente agli occupanti di Roma, era diventato l'idolo degli antagonisti, lo sapete, lo scorso Papa strizzava l'occhio parecchio. Al suo posto il pontefice sceglie l'agostiniano Luis Marín de San Martín e speriamo che San Martín ci porti un po' di grazia e che non vada subito a tirare su la corrente a qualche altro centro sociale. Giro di nuovo la pagina, certamente altra notizia da cartolina, pagina 16 di Libero, l'ennesima sentenza della Corte di Giustizia, l'Unione Europea obbliga a riconoscere i cambi di sesso all'estero. Per le toghe, ogni nazione ha il dovere di rilasciare i nuovi documenti di identità dopo la transizione. Serve a garantire la libertà di circolazione. Alessandro Zan, eurodeputato del PD, è un messaggio per chi in Unione Europea fa propaganda contro i trans. Ma chi è che fa propaganda contro i trans? Semplicemente noi diciamo che prima di fare una roba del genere uno magari è meglio che ci pensi un attimino, soprattutto se è un bambino non ancora maggiorenne, perché poi ci sono molti che cambiano idea. L'Unione Europea torna a imporre i dettami della teoria gender a tutti gli stati membri, scrive Libero. A finire nel mirino è il diritto nazionale in materia di identità di genere. D'ora in poi ogni paese dell'Unione Europea sarà costretto a riconoscere il percorso di transizione anche se effettuato in una nazione straniera. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia Europea dopo il ricorso presentato da una donna transgender nata uomo in Bulgaria, dove quindi è stata registrata la nascita di sesso maschile con un nome, numero di identificazione personale, documenti di identità conseguenti. Si è poi trasferita in Italia. Nel nostro paese ha poi cominciato a sottoporsi a una cura ormonale con l'intento di cambiare genere e diventare donna e così vuole essere identificata nonostante il sesso biologico differente. Per questo motivo si era rivolta ai tribunali bulgari sperando di ottenere il cambio dei dati dello stato civile nell'atto di nascita. Peccato che i giudici della Corte Suprema di Cassazione gli avessero risposto picche. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Tante storie da raccontare quest'oggi sui quotidiani, ma la storia più bella è quella che ci viene raccontata da chi veramente l'ha vissuta, ha vissuto in Parlamento le scorse ore, la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. Buongiorno. Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie Stefania. Allora, ieri l'altro hai risposto alle comunicazioni della Premier su Medio Oriente, Consiglio europeo e vogliamo sapere da te qual è l'analisi che hai fatto. Hai parlato del ruolo dell'Italia, di quello dell'Europa, ci sono state le solite polemiche naturalmente su cosa ha detto la Meloni, che poi abbiamo visto oggi sui giornali ha alzato il telefono e ha parlato personalmente con l'opposizione, un gesto che forse non si aspettavano dalla Meloni, ma torniamo a te. Su cosa ha incentrato il tuo discorso in Parlamento e al Senato che aria si respirava l'altro giorno, Stefania?
Ma guarda, devo essere sincera, io ho fatto l'intervento dopo il collega dei 5 Stelle, il quale ha chiuso la propria dichiarazione di voto facendo indossare ai pentastellati un cappellino rosso con scritto pace, se non ricordo male, e quindi direi veramente imbarazzante, perché cioè, il messaggio oggi siamo in un momento molto delicato e secondo me occorre serietà istituzionale. Occorre serietà istituzionale, come occorre che vi sia responsabilità da parte di tutti. Occorre che l'Italia mandi un messaggio univoco su quello che è una gestione difficile, che va da quello che da quelli che sono degli scenari di guerra sempre più allargati attorno a noi, da quello che è poi l'impatto anche sulla nostra economia. Ricordiamoci che noi siamo un paese, oggi con il blocco di Hormuz la nostra economia, non solamente la questione che riguarda l'energia, il traffico di gas, petrolio, quant'altro, ma quello che riguarda il nostro traffico commerciale. Noi siamo un paese importatore di materie prime ed esportatore di prodotti lavorati, quindi significa che noi non possiamo importare quel materiale che ci consente di vendere dei prodotti trasformati, quindi noi abbiamo veramente un rischio legato alla nostra economia con quello che si va a sommare, che è l'aumento dei prezzi legati all'energia. Quindi occorrerebbe avere un senso istituzionale e cercare tutti assieme di mandare dei messaggi ben definiti per gestire questa situazione, in modo particolare anche banalmente a livello europeo, perché oggi occorrerebbe che l'Europa sospendesse l'ETS e sospendesse forse anche il patto di stabilità, per consentire magari agli stati di poter mettere a bilancio delle risorse straordinarie per consentire alle aziende e ai cittadini di poter avere degli aiuti che altrimenti verrebbero considerati aiuti di Stato. Ecco, questo mi sarei aspettato da parte di un'opposizione che ha a cuore quello che è il proprio paese. In realtà, dal mio punto di vista, quello che sta facendo l'opposizione nel chiedere continuamente di voler farci esprimere un attacco a Trump, né più e né meno ci vogliono mettere in guerra contro Trump, oggi, ieri contro Putin, per poi arrivare dove? Forse in braccio alla Cina, visto e considerato che sempre questa sinistra ci vuole spingere sull'elettrico. Abbiamo visto tutte quelle che sono state fino ad ora le politiche green, che oggi l'Europa stessa quasi sta disconoscendo. Ecco, questo io dico che è una cosa che è veramente preoccupante. Abbiamo visto per l'ennesima volta che in aula hanno presentato ben 4 risoluzioni completamente differenti tra di loro. L'unico punto su cui convergono è l'utilizzo delle basi NATO, che di fatto loro ritengono che noi dobbiamo non consentire l'utilizzo delle basi NATO in questo momento, ma di fatto a noi non ci sono state richieste, quindi non è che possiamo dire di no a qualche cosa che non ci è stata richiesta, e laddove fosse arrivasse una richiesta comunque passerebbe dal Parlamento e comunque è sempre con una questione legata alla logistica, e quindi dalle nostre basi non partiranno quelli che sono attacchi diretti all'Iran. Poi la polemica sulla Spagna, sul fatto che la Spagna ha detto no, si è contraria alla guerra. La Spagna sta facendo né più né meno quello che sta facendo l'Italia, sta inviando una nave a supporto di Cipro, di fatto utilizza le basi in base agli accordi, le basi NATO in base agli accordi che sono stati sottoscritti come noi nel 1954. L'unica cosa che a differenza nostra sta facendo la Spagna è di chiudere i ponti con Trump. Noi non chiudiamo i ponti, non chiudiamo il dialogo con nessuno, perché l'Italia è riconosciuta come fonte di dialogo per il Mediterraneo, per l'Europa, per l'Oriente, per tutto. Quindi noi continuiamo nel nostro ruolo di mediatori, con l'auspicio che questo ulteriore periodo di guerra cessi il prima possibile. E questa è la fotografia della senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli. Grazie Stefania, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro. A presto. Qui
Parlamento. E rieccolo qua, Sammy Varin, con i vostri messaggini al 340-6709-659, ma anche tanti articoli da segnalarvi sui quotidiani oggi in edicola. A proposito del sì, io penso che chi di sinistra fa lo schifiltoso facendo credere a tutti che il sì sia la fine del mondo, ebbene io penso che loro dicono questo solo perché appunto non lo hanno proposto loro, perché di sinistra. Se lo avessero proposto loro, il sì sarebbe stato il paradiso. Poverini, fanno proprio pena. Brava Pina, brava. Tagliare le emissioni di anidride carbonica, ma con tutte le bombe, missili, aerei che si levano in volo, ma andate a cagare. Mi sembra la soluzione migliore. Sammy, ieri ho sentito in radio che non sarebbe proprio scontata la vittoria del sì. Io non do niente per scontato. L'unica cosa che posso dire è che la nostra radio e i leghisti devono fare tutto il possibile per non dare questa sensazione e tirare fuori tutta la buona volontà per andare a votare. Se vincesse il no sarebbe un grave danno per gli italiani. Mario, più che grave danno, tutto rimarrebbe così. E il problema appunto che certi magistrati gli danno in mano apposta a loro che hanno fatto una certa traiettoria, si sono guadagnati una certa fama di lavorare in un certo modo. Ma cosa sto dicendo? Gli danno in mano determinate cause, determinate situazioni che poi finiscono in un certo modo. Se venissero sorteggiati, tutto questo sarebbe più difficile. Che poi ci sia il magistrato di destra o di sinistra, questo è normale, però possibilmente non deve essere quello anche che ha condotto le indagini per dichiararti colpevole. Possibile? Dov'è finito Di Maio? Non si vede più, è vero. Di Maio diventa Luigi d'Arabia, 15.000 euro al mese per scrivere buon Ramadan, scrivono sul sito today.it. Grazie Lella della segnalazione, dovrei fare una rassegna stampa fino a notte per leggere anche queste pazzesche notizie. Tutto è vero, però vedrete che tra poco salterà fuori e dirà che sono io adesso che fermo la guerra. Caro Sammy, per risparmiare sul costo carburanti basta risparmiare non mandando più soldi all'Unione Europea. Tan, da, da, da. Rituffiamoci sui quotidiani, dai, corro anche perché ero sul Libero, che si avvia a diventare uno dei quotidiani più interessanti di quest'oggi. Lo sapete, la mia è una selezione agguerrita in questi giorni perché le polemiche sul referendum, la guerra in tutte le salse, le guerre in tutte le salse mi farebbero fare una rassegna stampa soltanto su questi argomenti. Io penso che se cercate Radio Libertà cercate la differenza e io ve la devo dare, mio dovere. Arrivi irregolari giù del 52%, ne parla solo Libero in un riquadro, già i dati dell'agenzia europea Frontex dei primi 2 mesi nel 2026, molto incoraggianti. Nei primi 2 mesi dell'anno gli ingressi irregolari sono infatti calati del 52% rispetto allo stesso periodo 2025, arrivando a quota 12.000. La rotta principale, che porta nel vecchio continente quasi il 30% degli irregolari, resta il Mediterraneo centrale, ma anche qui il calo è stato rilevante, sempre intorno al 50% con 3.400 sbarchi. I dati migliori sono quelli registrati sulla rotta dell'Africa occidentale, con un calo dell'83% degli arrivi in Europa. Resta alto il numero delle vittime in mare, quasi 660 persone hanno perso la vita nei primi 2 mesi del 2026. A fronte di questi dati, Frontex ha osservato come l'aggravarsi della situazione in Medio Oriente rischia di alimentare gli sfollamenti nella regione nei prossimi mesi. Finora ciò non ha avuto effetti significativi sulla situazione migratoria e le frontiere esterne dell'Unione Europea, ma forse il peggio deve ancora arrivare. Giro la pagina e chiaramente si riprende anche sull'argomento della famiglia Del Bosco. La mossa di Papà Nathan: ha visto una nuova casa, deve tornare a vivere con tutta la famiglia. È andato a visitarla col ristoratore che lo sta ospitando e il sindaco di Palmoli. Uno dei bimbi ha minacciato di non mangiare perché voleva la mamma, poi tutto per fortuna è rientrato. Arriveranno martedì prossimo gli ispettori al Tribunale dell'Aquila. I fratellini avrebbero dovuto cambiare struttura, ma 3 hanno rifiutato di accoglierli per evitare clamore, quindi restano lì. Gli inviati del Ministero per verificare la correttezza
lentezza delle procedure. Intanto però a trovarli è andata Marina Terragni, una storia nata male con assistenti sociali non abbastanza formati, dice la garante per i diritti dell'infanzia nella casa famiglia che ospita i 3 bambini. Purtroppo ne usciranno traumatizzati, lo dicono i luminari di psichiatria. Li ho visti un po' diffidenti, iperattivi, malinconici, ho cercato di giocarci, ma stavano sulle loro. E ancora, la struttura in sé è molto bella, curata, assolutamente adeguata, ma è chiaro che non è lì il problema. Chiaramente c'è un po' su tutti i quotidiani la storia che prosegue di questa famiglia che voleva vivere in modo un po' diverso e gli hanno fatto il lavaggio del cervello, non solo ai genitori, ma anche ai bambini. Si parla di gatti? Ah, quando si parla di gatti, signori, noi ci siamo, siamo tutti dei gattofili. A pagina 21 di Libero, uno studio giapponese spiega il segreto dei felini, una spina dorsale da supereroi. Ecco perché i gatti cadono in piedi. I mici possono contare su una colonna vertebrale molto flessibile nella parte alta e più rigida nella parte bassa, così si possono torcere mentre cadono e atterrare sempre sulle zampe, lo avrete notato. C'è una scena che ogni amante dei gatti conosce benissimo: un balzo azzardato, una scivolata dal davanzale, un tonfo che fa trattenere il fiato. Poi il felino si rialza, scrolla le spalle con l'aria di chi non ha nulla da dimostrare e se ne va con passo offeso, come se cadere fosse stata una scelta. Da secoli osserviamo questa piccola magia domestica con stupore. I gatti cadono e quasi sempre lo fanno senza farsi male. Ne parla un paginone simpatico veramente quest'oggi sul quotidiano Libero, pagina 21. E si ritorna alle cose meno simpatiche perché si parla di violenza giovanile nel panino milanese di Libero. È allarme: in 6 mesi 300 minori fermati a Milano per rapina, sono 129 quelli denunciati per lesioni personali, 33 per risse, 95 per porto abusivo d'armi. Non percepiscono la gravità dei fatti, come fossero in un videogame. Guarda che questa è potente. Più in basso, crescono i disturbi alimentari, registrati 14.900 casi in Lombardia. Organizzato dall'ILAC in collaborazione con l'associazione Famiglia Peppino Fumagalli, domani l'evento Corpi Liberi per approfondire il tema dei DCA insieme a un'equipe di professionisti, questi disturbi alimentari. Previste anche alcune testimonianze. Proprio ieri abbiamo ospitato l'associazione Donne per le Donne, questo gruppo di ragazze e di donne e con le loro problematiche, e alcune di queste hanno raccontato appunto dei disturbi alimentari. Troppo spesso ci si vergogna a parlarne. Abbiamo ospitato una quindicenne l'altra settimana, ricorderete che ci ha scritto anche un libro. Manca una manciata di minuti alle ore 9, signore e signori, sto per fermarmi per la pausa, lo sapete, io mi fermo ma poi riprendo, ci mancherebbe altro. Cosa ascoltiamo? Ascoltiamo il chitarrista Roberto Formignani, questo a Ferrara è osannatissimo, dove insegna, dove vive, ma si sta facendo conoscere un po' in tutta Italia e io ve lo sto facendo conoscere ogni settimana con un pezzo diverso. Oggi ascoltiamo The Blues Door. Chains, passing the door on news. While hearts remain in their modern land, their bodies left for another place. There were no nights, there were no days, there was no food, there was no water, there was no nights. There were no days,
in the company of death to be a slave. There was his mother that gave you hell to way to hell. And things have changed, but it seems they're all blues. After a ways, he rode full of black slaves. Black bare feet, they slide on the cold stone. What has a man in the motherland that was left for unknown place? What has a man in their motherland that was left for another place? Hey, I don't want to live for the promised land. Hey, I don't want to live to be a slave. What has a man in their motherland that was left for another place? Hey. What has remained in their motherland that was left for another place? There were nights, there were days, there was the food, there was the water. There were nights, there were days, there was the food, there was the water. There were nights, there were days, there was the food, there was the water. There was the nights, there were days, there was the food, there was the water. Ragazzi, se non ce la fa neanche lui a svegliarvi, è Roberto Formignani, stupendo chitarrista di Ferrara con The Blues Door. Forse avete ancora una speranza, se non ce la fa Roberto Formignani a tirarvi giù dal letto, ci può pensare Alberto Acerbis. Ciao! Buongiorno Sammy, Matteo, una la pensi, una la fai e sei una cosa È bravo, lui, bravo, è no, lui. no, Guarda, ma adesso stiamo secondo- trasmettendo le tue immagini quando sei in televisione, perché Alberto Acerbis è anche in TV. Ecco perché la gente poi ritornerà a dormire. No, ma secondo te, scusami Sammy, perdonami una cosa, gli ascoltatori di Radio Libertà sono ancora a letto, stai sbagliando qualcosa, sono svegli per andare a lavorare, È per vero. andare a fare le loro cose ancora dalle 5 di mattina, sono già vero. nei campi, scherziamo. Allora amici, innanzitutto devo ringraziare, a volte me ne dimentico, tutto il meraviglioso pubblico di Radio Libertà, perché siete in tanti che andate sul nostro sito olioacerbis.com, tanti che prenotano il nostro olio, tanti e tanti che chiedono informazioni, per noi molto importanti, per darvi queste informazioni molto importanti, per far capire un po' alla gente che noi siamo, sì, abbiamo i siti, siamo in televisione, abbiamo tutto, ma siamo in realtà, e vogliamo esserlo, una bottega. Quindi la bottega, che diciamo è un posto fondamentale nei paesi, nelle città, quando non ci sono più le botteghe, amici, è finita. Quindi da noi, in una maniera un po' diversa, si entra, ciao Alberto, come stai? Mi dai un netto di prosciutto con la mamma, cioè questo rapporto di cuore, di pancia, di fegato, noi lo vogliamo tenere. Quindi è per quello che
facciamo questi collegamenti, per alcuni possono sembrare strani quando ci sono tanti fronzoli. E non ci sono fronzoli perché stamattina, adesso io non faccio il pippone della guerra, gli aumenti, io non ho aumentato niente, io fino alla fine di aprile l'olio Acerbis costa ancora 6 bottiglie da 1 litro, estratto freddo, 84 euro a casa vostra. Lo dissi a novembre, quindi in tempi non sospetti. Amici, l'Italia non produce sufficiente olio extravergine di oliva per il proprio fabbisogno. La Tunisia ne ha prodotto molto più di noi, quindi stanno già arrivando le navi dalla Tunisia di olio extravergine di oliva. Quindi se voi volete per la vostra stagione, perché 6 bottiglie vi durano fino a settembre, 6 bottiglie di olio estratto freddo Acerbis, 100% italiano, da olive italiane, per fare la scarpetta, dare i piatti un tocco in più in cucina, 84 euro. Il trasporto non lo pagate. Potete chiamare adesso lo 030 68 40 408 e prenotare 6 bottiglie per metà aprile, fine marzo, fine aprile, oppure il nostro sito olioacerbis.com. Però parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane, vuol dire che quando noi andiamo a frangere le olive raccolte al giusto punto di maturazione, chiaramente la temperatura della pasta non supera i 27 gradi, quindi le proprietà uniche e straordinarie presenti nel frutto le ritrovate nel prodotto finito. Quindi anche per delle diete per i bambini, per il nonno, la nonna, un'alimentazione sana. Chiamate adesso, finisco ricordando questo: tutti quelli, seconda pazzia, perché ti voglio bene Sammy, tutti quelli che da adesso prenotano per marzo, per aprile, 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis, il trasporto non lo pagate, 84 euro, quindi 14 euro al litro, un prezzo non buono, di più, con 8 euro in aggiunta, 8 euro, quindi un pacchetto di caramelle un po' buone, la nostra bistecchiera 28x28 con manico retraibile, una cosa fuori di testa, valore commerciale 38 euro. A te fatta tutta in Italia, una roba fuori di testa. 030 68 40 408, dite io ascolto Radio Libertà, perché per noi è molto importante, così non pagate il trasporto. Sammy, buon weekend a te, la famiglia, tutti gli ascoltatori, sapete che vi voglio bene, avanti tutta, mai mulà, la prossima. Grazie, lo amiamo Alberto Acerbis e soprattutto vogliamo la bistecchiera di Alberto Acerbis. Chiamate subito 030 60 48 408 e se chiamate subito lo beccate Alberto Acerbis. L'ha appena parlato con noi. Buongiorno, 9 minuti dopo le 9, siete veramente dei pazzi furiosi con i WhatsApp al 340 67 09 659. C'è anche un messaggio audio sul cursore che dice questo? Buongiorno Sammy. Buongiorno. A me non interessa tanto che la Meloni metta delle tasse in più a chi specula sulla benzina, perché loro guadagneranno un po' di meno, ma io la benzina la pago cara lo stesso. Cambiano i cazzi, ma i culi rimangono sempre gli stessi. Ciao. Interessante filosofia. Cambiano i cazzi, ma i culi rimangono sempre gli stessi. E ci porta la foto della pompa sommese, dove il diesel è arrivato a 2.029, che è già poco, perché alcuni ho visto 2.100 addirittura. Ancora WhatsApp, che palle con queste stupide restrizioni sull'inquinamento, ma tutte le armi che usano in guerra sono Euro 7, non inquinano. Bravo Enzo. E pensiamo anche alla piccola isola di Cuba con la sua gentile gente. Il blocco delle forniture di petrolio, come in più di ogni nazione, crea delle infinite difficoltà. Mi auguro che dopo le speculazioni sul loro zucchero siano aiutati anche con un progresso politico e sociale, se lo meritano. Veramente un abbraccio alla dimenticata Cuba. E noi ci stavamo dimenticando del quotidiano La Verità, ed eccolo qua: il Papa stacca la spina a Don Bolletta.
bolletta. Avete capito di chi si tratta? Il cardinale Krajewski, spedito in Polonia. Leone XIV nomina un agostiniano elemosiniere della Santa Sede. Finisce il regno del prelato scelto da Bergoglio, che aveva attaccato la corrente al centro sociale romano Springtime, che non pagava le utenze. Il conto di 21 milioni è arrivato a noi. L'aria è cambiata, il tango è davvero finito, scrive Giorgio Candola oggi sul quotidiano La Verità. Leone XIV ha promosso e rimosso uno degli uomini simbolo della stagione bergogliana, il cardinale polacco Krajewski. Andrà a fare il vescovo in patria a Lodz, il famoso elemosiniere di Francesco. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. La Biennale smaschera Unione Europea e Giuli. Caso Russia. Dopo la rappresaglia di Bruxelles, il ministro chiede la testa della consigliera di amministrazione in quota amiche. Avere potere ed essere liberi non sembra più possibile. Lo commenta Marcello Veneziani. Francesco Borgonovo invece ritorna ad occuparsi della casa nel bosco. Arriva il garante dell'infanzia. L'assistente sociale si dà alla fuga. Nuovo schiaffo alla famiglia del Bosco. All'interno della Verità, l'Italia rilascia 10 milioni di barili. Ecco dove sono le riserve di petrolio. Oh, attenti, ne avete sicuramente una vicino a casa. Lo Stato dà un segnale necessario per il Brent, torna a superare quota $100 e Total sospende il 15% della produzione nel Golfo. Depositi strategici in tutta la penisola, ma bisogna sbloccare Hormuz. E qui c'è tutta la lista in cui ci sono le scorte strategiche, punti nevralgici in Sardegna e Sicilia, in Puglia e a Napoli per il sud. A Gaeta vi è il maggiore deposito di gasolio, oltre 397.000 tonnellate, mentre a Volpiano, Torino, vi è il maggiore stoccaggio di benzina, oltre 130.000 tonnellate. Depositi anche in centro Italia, con maggiore densità al nord, con Piemonte, Liguria e Lombardia ad avere le maggiori quantità. Chissà se costa di meno in quelle zone la benzina o il gasolio. Che domanda stupida, Sammy Varin. Il cardinal Bolletta, liquidato da Leone, via dal Vaticano, tornerà in Polonia e noi chiaramente siamo abbastanza, ma non contenti, ci mancherebbe altro. Un sorriso, serve per strapparvi un sorriso la mia rassegna stampa, dai. Torniamo sull'argomento del giorno, è sempre il sì al referendum. La Meloni per i giudici varrà solo il merito. Ieri la Premier è arrivata a Milano per sostenere il sì. Abbiamo sentito che alla fine l'hanno trasmessa, la canzone per sempre sì, e vabbè, che ci volete fare? Quante mistificazioni ogni volta che si prova a cambiare qualcosa in Italia si urla alla svolta illiberale. Questa non è una legge contro i magistrati, ma per il bene dei tanti che non si sono mai piegati alla logica delle correnti. Attenzione, La Verità è l'unica che pubblica questa cosa carina. State guardando anche voi in radiovisione? La denuncia arriva dalla fondazione Luigi Einaudi e c'è in questa fotografia Jeep e procuratore a braccetto al corteo del no al referendum. E quindi il motivo perché dobbiamo separare le carriere è spiegato con un selfie. Praticamente c'è la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, dottoressa Cafagna, con il procuratore capo della Repubblica presso lo stesso tribunale, dottor Rossi, e che partecipano a un corteo per il no alla separazione delle carriere. Voi vi sentireste sereni sapendo di essere giudicati da un giudice che indossa la stessa maglia di chi vi accusa? Si chiede la fondazione Luigi Einaudi, solo sul quotidiano La Verità, che come vi dicevo si torna a occupare della garante che ha visitato i bambini e l'assistente che se n'è andata. Arriva Marina Terragni, se ne va l'assistente, non si capisce perché.
In taglio basso si riprende l'inchiesta sui falsi certificati anti-CPR e l'unica la verità che ritorna è che insiste nessuna indagine interna sui medici. Intanto a Torino gli antagonisti minacciano l'ASL REA di non proteggere i clandestini. Fabio Amendolara svela che nessun provvedimento disciplinare, nessuna indagine interna e una linea operativa. I medici finiti sotto inchiesta per i certificati anti-espulsioni non dovranno essere coinvolti nelle certificazioni legate ai rimpatri. Parola di direttore generale Carradori, a capo della OSL Romagna, che ha trasmesso ai primari di pronto soccorso e malattie infettive una direttiva proprio mentre procura e polizia giudiziaria continuano a scandagliare le chat dei dottori indagati. Prosegue l'articolo solo sul quotidiano La Verità, che si occupa anche di bed and breakfast. Boom! Vendite online triplicate, mentre in Italia chiude un negozio ogni ora. Chiude un negozio ogni ora. Siamo diventati schiavi di internet, lo dobbiamo riconoscere, eh? Analisi di Confcommercio. Tra il 2012 e il 2025 scomparsi 156.000 punti vendita, oltre un quarto del totale. Crescono solamente le attività del comparto alloggio e ristorazione, più 19.000, sempre più locali sfitti. Insomma, scrive Laura Della Pasqua, l'avanzata inarrestabile del commercio online, il cambio di destinazione d'uso di un numero crescente di immobili destinati al turismo mordi e fuggi con la proliferazione di case vacanze, bed and breakfast, ha determinato una progressiva desertificazione commerciale. Botteghe, piccoli punti vendita, negozi di prossimità, soprattutto attività artigiane che rappresentavano la caratteristica dei centri urbani italiani, sono diventati sempre più una rarità. Ne parla quest'oggi il quotidiano La Verità. E io apro le linee, signori. Dai. Sì. Per sempre sì. Chiamate 0292947222. Voi che volete commentare in diretta le notizie del giorno, qualunque sia il vostro commento, non abbiate timore, noi vi ascoltiamo. Chiamate 0292947222 mentre io vi leggo il quotidiano La Stampa, che apre con in centropagina il titolone, e qualcuno non è d'accordo su questa frase, la Meloni che ha detto se vince il no al referendum sulla giustizia si vota 22 e 23 di marzo, stupratori liberi. Oggi La Stampa intervista il ministro Lollobrigida con una sconfitta al referendum, paese meno stabile. È il PD che dice non siamo al Far West. Comizio a Milano della Meloni. Riforma sostenuta da molti magistrati, nessuna possibilità che mi dimetta. In taglio alto sulla Stampa, Furia Khamenei, vendichiamo i nostri martiri. La nuova guida suprema manda un messaggio ma senza apparire, lo stretto di Hormuz resta chiuso, missili su Gerusalemme. Questi i titoli principali sul quotidiano La Stampa, che poi riprende l'alta tensione sull'Iran. Meloni chiama i leader, il dialogo è sincero, e Stefano Bonaccini in taglio basso che dice sempre pronti al confronto, ma Giorgia condanni gli Stati Uniti. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Marco da Mantova, ciao Sammy. Marco, buongiorno. Un aggancio a quello che dicevi sui negozi. Io che abito a 500 metri dal centro di Mantova, Piazza Erbe, per capirti, ho assistito negli ultimi 4-5 anni ad una moria sistematica di tutti i negozi tranne quelli di alimentari e take away. Cioè dove sono morti oreficerie, dove sono morti negozi di abbigliamento e altro, sono nati tanti negozi dove la gente, perché è zona turistica, passa, prende il pezzo di pizza, la piadina e altro. Oppure anche i negozi ultimamente di energia. Non so se mi sono spiegato, Enel, tutti quei negozi, sono nati dei negozi di energia dove la gente va e si va a fare il contratto per casa. Allora, velocemente riguardo all'Europa e la benzina, attenzione, vi segnalo questo che sta accadendo a Malta, dove il governo laburista, quindi centro-sinistra, ha disposto una legge che da qui al 2030 offrirà 25.000 euro, 5.000 euro all'anno, a tutti coloro
dai 18 ai 30 anni rinunceranno alla patente, cioè tu hai la patente se hai meno di 30 anni, fai domanda, Cavolo. consegni la patente e ti danno 5.000 euro all'anno. Se tra un anno ti stufi di andare a piedi e rinunci, loro non ti danno più i soldi. Però attenzione, questo è praticamente adesso mi sfugge il termine, comunque potrebbe essere un'idea che potrebbe venire all'Europa per eliminare un po' di traffico e naturalmente è una mossa guida per l'Europa. Io temo un'altra cosa e poi chiudo, Sammy, che l'Europa, per ridurre la mobilità delle persone, perché è questo al quale si vuole arrivare, ridurre la possibilità alle persone di spostarsi con un proprio mezzo, l'Europa possa fare in modo di aumentare il costo dei carburanti in modo che tanta gente rinunci davvero all'auto e si affidi ai mezzi pubblici. Pensiamoci, ragazzi, attenzione, Ciao, grazie. Io sono per le targhe alterne, era così divertente. Vi ricordate i tempi delle targhe alterne? Beh, poi c'erano anche le domeniche a piedi, quello sì. Bei tempi. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, Paolo Varese. Poi là. No, a parte complimenti, tu sei sempre un vulcano, mi fai impazzire. Esplosivo, grazie. No, sono un buon numero. Diamo a Cesare perché di Cesare. No, io volevo invece purtroppo fare un piccolo appuntino per quanto riguardava la rassegna stampa di Radio Libertà con il sussidiario. Sì. Perché le notizie vanno bene, perché la voce è carina, tutto quello che è, ed è giusto che ci sia una rassegna, un telegiornale, un TG. Ma quel rumore di sottofondo, di angoscia, di tamburi e va ad eclissare completamente quello che dice la speaker. Cioè, ma che senso ha fare tutto quel trambusto che crea soltanto angoscia, no? E non si sente neanche quello che dice la notizia su una notizia per creare che cosa? Cioè, non facci caso, è un'angoscia unica di tamburi, di musica di suspense, di rullio, di roba che dà solo fastidio e non si capiscono le notizie. Grazie. Ok, magari se potete riferire, come no. La pensa come me, è una roba pazzesca, è una rottura di palle e poi gira perché dà soltanto un fastidio. Grazie caro, grazie davvero, ottima segnalazione. E lo sapete, è partito il radiogiornale su Radio Libertà alle 13 ogni giorno, poi alle 18 c'è la chiusura di borsa e c'è questa base che però ti dico anche lì dipende dalla piattaforma con cui ci ascolti, se ci segui con la radio DAB o se ci segui sul sito, a volte cambia anche il tipo di audio, però assolutamente lo segnalo al nostro Beppe, che è il coordinatore del sito di Radio Libertà, ma anche colui che dà una mano anche a queste nuove idee radiofoniche. Italia via da Erbil, titola oggi a pagina 5 La Stampa. Gli ultimi 141 militari si preparano a lasciare la base in Iraq colpita da un drone. Tajani dice inutile lasciarli sotto le bombe. Per l'evacuazione un corridoio verso la Turchia. Chiarissimo. Poi naturalmente la Premier e la carta della paura, tornando sul referendum, e la frase se vince il no, stupratori liberi. Ditemi se siete d'accordo oppure no su questa frase. 340670969. Si sta dicendo tutto il contrario di tutto sui referendum, ma forse una base di verità c'è? Chiamate in diretta a dirmelo. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, Marco da Torino. Ciao. Ciao Sammy, a proposito di negozi, ma non era questo il mio brevissimo intervento, volevo segnalare una cosa anche all'amico di Mantova, credo che anche da lui ci siano, cioè stanno pullulando degli strani negozi con la scritta aperto, sempre aperto, e sono gestiti da pakistani. Questi qui vendono prevalentemente alcolici e aprono, almeno qui a Torino è così, ma ce ne sono un casino, ma veramente un casino. E non so che razza di contratti aprono verso
inizio serate, vanno avanti fino a mezzanotte. Da te risulta, ma mi risponderai poi. No, una domanda breve, volevo sapere se avevi ricevuto l'articolo di Gilberto Neto che ti avevo inviato come file quando parlava della guerra in Serbia, molto, molto istruttivo, e mi piacerebbe, sarebbe bello che tu lo leggessi. Ed infine volevo fare un commento su quella bellissima cos'è, una mostra sul tempo libero degli armaioli venatori, no? Mi pare, ho capito. Ma io faccio semplicemente questa riflessione: questi lupi ci invadono, ci cinghiali ovunque. Io l'altro giorno sono uscito in un supermercato e ne ho visto uscire uno, però questi qui non chiedono, non stuprano, non vendono droga, non chiedono cittadinanza. Non mi risulta che facciano ulteriori danni a quelli che sta facendo ai poveri allevatori, di cui io ho la massima rispetto e solidarietà. Ciao a tutti. Grazie. Se avete qualcosa da farmi avere potete scrivere una mail a sammy.varin@radiolibertà.net. Sbircerò nella posta, perché a volte me ne arrivano così tante, non solo da parte di voi ascoltatori, ma ti puoi immaginare artisti che chiedono di essere intervistati, eccetera, e qualcosa mi sfugge. Sulla Stampa, pagina 11, l'intervista con Francesco Lollobrigida. Italia instabile con lo stop alla riforma. Dopo un primo calo, ora il sì sta rimontando. Siamo sul quotidiano La Stampa, che parla, pagina 16, coltelli e rabbia, allarme ragazzi violenti. In 10 anni rapine più che raddoppiate. Tra i reati in aumento anche l'associazione mafiosa. Save the Children, la risposta non può essere solo punitiva. 0292947222. Tocca a voi parlare. Pronto? Buongiorno signor Semmi. Buongiorno. Due paroline sui carburanti. Allora, gli iraniani, signor Semmi, hanno chiuso lo stretto di Hormuz al transito di petroliere, causando un'impennata dei prezzi dei carburanti anche in Italia. È da attribuirsi, secondo me, a Trump il danno economico recato agli italiani. L'unica rivalsa, signor Semmi, sarebbe di addebitare agli USA i costi che l'Italia sta pagando per i carburanti. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Bello, bella meditazione. Sulla Stampa, pagina 25, esce quest'oggi, a 20 anni dalla morte, un'antologia per liberare la giornalista dalle strumentalizzazioni. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Oriana Fallaci. Amare l'Occidente per amare la vita è stato l'errore di Oriana Fallaci. Attenzione, esce quest'oggi questo libro, Oriana Fallaci, punto e basta. Il destino dell'Occidente visto da Manhattan. Ferruccio De Bortoli, Simonetta Sciandivasci, Alessandro Trocino, Alessandro Cannavò, Cristina Bulgheri di Paesi Edizioni. Solo il titolo, capite cosa tentano di fare: liberare la giornalista dalle strumentalizzazioni. Secondo me è da leggere. Altra chiamata, 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao Sammy. Ciao. Ciao. Piacere sentirti quando posso, mi piace proprio tanto, sempre. Grazie. È sempre bello. Ma bravi, complimenti a tutta la radio innanzitutto. Ma anch'io concordo con quel signore di prima che diceva dei negozi che chiudono a Varese, se passi, cammini, adesso sto facendo un corso, è una strage. A parte che l'unico bianco sono io, non che sono razzista, un po' sì, però veramente è un disastro. C'è solo che babari, quei cosi del cambio delle monete, non so cosa facciano, un sacco di parrucchieri marocchini, fanno gli orari che vogliono loro, i vigili, cosa a Varese, va bene che a Varese c'è il cugino di Sala come sindaco, perciò puoi capire te. Però dico, ma è possibile che non li controlla nessuno? E poi vorrei sapere, il nostro governo, come si può pretendere che abbassi le tasse? Quando i nostri negozi, vedo anch'io una microattività, non si riesce a stare in piedi, se trovo da vendere che sia un cinese, un pakistano, un turco, un russo, glielo do subito perché basta. Come si può pretendere che si abbassino le tasse? Siamo sempre in meno quelli che lavorano, sempre di più quelli che mangiano e che vengono qua. Come si può pretendere che si abbassino le tasse? Cioè è un'utopia, sono balle di chiunque sia che va su, sarà sempre quello. Se non cambia il registro diventeremo per forza noi
sudditi di qualche multinazionale, ma siamo gatti. Ciao Sammy, buona giornata. Grazie caro, sarà per sempre sì, lo staremo a vedere perché tra poco arriva l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, poi la parola a Giulio Cainarca e alle 11 ritorno io, vi porterò in Parlamento con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna e poi avremo un ospite in studio, la scrittrice e artista Paola Massoni. A più tardi. Avete ascoltato la